Un incontro notturno inaspettato per entrambi i protagonisti, l'orso e l'automobilista friulano che ha incrociato il plantigrado nella tarda serata di giovedì sulla strada ex provinciale 76 della Val Raccolana e l'ha immortalato in questo video. Il filmato di Steven Commisso si è diffuso velocemente via social, suscitando varie riflessioni sulla presenza di questi animali nel territorio e la convivenza con l'essere umano. Gabriele Menis, fotoreporter friulano esperto di orsi, definisce l'avvistamento un dono della natura. Questi avvistamenti possono capitare. Ricordo che noi nella nostra regione abbiamo una densità, diciamo, di orsi molto bassa. Si contano alcuni individui che appunto possiamo contare sulle dita di una mano, quindi diciamo avvistamenti di questo tipo sono una bella fortuna, un regalo della natura, dico io, perché è un incontro sicuramente emozionante ed è un dono appunto della natura, però sono molto rari e non devono destare paura, in quanto l'orso è comunque un animale che rifugge l'uomo appena percepisce la presenza umana o il nostro odore o il nostro rumore che noi facciamo con un'automobile oppure camminando nella foresta. Lui ci evita, quindi si allontana rapidamente, però a volte può capitare di appunto vederlo, appunto soprattutto di notte, in cui può, diciamo, muoversi anche in zone percorse da strade, appunto. Ricordo che non bisogna approcciare l'animale, quindi non bisogna seguirlo e spaventarlo. Quindi un animale che si vede sulla strada bisogna fermarsi, aspettare che vada via, bisogna sempre avere, diciamo, un rispetto verso gli animali selvatici. Se lo incontriamo anche su un sentiero dobbiamo farci sentire, quindi parlare ad alta voce, fare un po' di rumore senza gridare, senza scappare, senza lanciare sassi o quant'altro, e l'animale sicuramente si allontanerà dall'area, non cercherà il nostro incontro, però dobbiamo evitare di sorprenderlo per spaventarlo, perché se si spaventa può reagire per difesa. Ricordo che l'orso è un animale estremamente pacifico, però può reagire nei nostri confronti se viene spaventato o se viene, diciamo, incontrato a breve distanza senza che ci percepisca.